Dai Matte, chiudila. Dai, chiudila. Dai, c'è lì Di Lorenzo per Petagna. Elif. E che facciamo di Roma? Amici bellini, dai, forza. Ho fatto il minuto di silenzio per Pablito. Adesso calcio giocato. C'è Fabian, attenzione. Un po' di fazzolettino e vediamo un pochino. Sembra 4-2-3-1 per ora, ma dobbiamo vedere durante la partita. Maronna santissima. Ci ricordiamo che non c'è il VAR, ricordiamocelo. Uè, vai Tris, vai che sta arrivando Lozano. Dai. Mamma mia. Sì, ok Fabian, però è pure il rischio di dargliela quando quello è marcato. E dai, Maksimovic, dai. No, ma Fabian oggi gioca bene perché, vedi, allora noi stiamo impostando, cioè la difesa è con il 4-3-3 con le due mezze ali più, è diverso. Comunque, Fabian giocherà bene perché ci sono le luci spagnole su di lui. Non vi preoccupate. Bravo Bakayoko. No. Buono Di Lorenzo. Dai. Bravo Insigne. Fabio. Bravo Lozano. Dai. Approfitta. Esatto. C'è. Bagarega, tu sei perso un occhio. Bravo Lozano. Ma perché battiamo laggiù? Non ho capito. Madonna santa. Madonna mia. Ospina. Madonna mia, Mario Rui faceva l'autogol del secolo. Siamo nervosi, è evidente che c'è nervosismo. Madonna. S'ha magnato, li dobbiamo punire adesso perché un gol così nella storia del calcio si è visto poche volte. Lollo, al volo era complicata. Controlla. Dai, sul rimbalzo sul campo bagnato è complicato. Buono Mertens. Vai Lozano. No. Mamma mia. Quale palla? Gli distrugge le gambe. Segnare su questo calcio d'angolo. Mamma mia Fabian, non salta. Bakayoko, non c'era bisogno. Insigne è marcato. Calmiamoci. Dai Lozano, dai, Zelinski! Mannaggia! Sì! Piotr, Zelinski col piede caldo, perché sta in forma. Amore! Non sta dall'altra parte, non sta di qua. Amore! Mannaggia. Perfetto! Che bel gol che di esterno si insacca verso l'angolino, che bel gol. Ragazzi, non abbiamo fatto niente. Concentrati più di prima. 0-0. A schiena. A spalla, a schiena. Maronna. Bravo Baca. Dai Fabian. È buono. Bravo Zielinski. Fabian Ruiz. Va bene, dai. Bravo Lozano. Fine primo tempo. Il che significa che voi ringraziate, apprezzate la maglietta che ha ricevuto l'amico Francesco dalla giveaway. Guardate com'è bella, come gli sta bene. Se vi interessa la trovate qui. Lasciate il like, la trovate qui. Dai, nel frattempo una farfalla con tonno e pomodorini avanzata dal giorno prima, che è più buona il giorno dopo. Hanno a cominciare buono. Ecco qua, ma non c'è il fallo. Bravo Mario Rui, perché qua Koulibaly no, non ci poteva arrivare. Ragazzi, troppa pressione, troppa. Dai, che così non si resiste. Graziati 2 volte. No, segnatevelo. Zed e Maidomo. E questa ne è un'altra. Dai, mamma mia, questo è da espulsione qua. Dai Lozano. È un assolo. Gli è rimasta sotto. Qua, gli è rimasta. Ha pareggiato la Z. Mo si mettono una da voto con me pazzi. Bravo Mario Rui.
Siamo un po' in affanno, ma ci sta, perché loro girano bene il pallone. Il lancio di Mario. Dai Mertens, chi c'è al centro che se tu stai crossando non c'è nessuno? Arriva lo Zon! Bravo Mertens. Ah, gli è rimasta sotto. Bravissimo Culi. Sombreri. Maronna mia, è rimasto là in mezzo. Bravo Spina, così. È buono sta palla. No, qua devi espellere senza nessun dubbio. No, ma solo giallo. Ma quello sta solo lui alla porta. No, dai. E stavolta ci prova Triss, che ne ha tirati 2 consecutivi Insigne, e adesso ci prova Triss, perché Triss è comunque quello là così. Ma io ho capito perché ha tolto Bakayoko e non Fabian, e ve lo spiego stasera in live. Dai, anche qui c'è un bel fallo che si potrebbe anche ammonire. E ha tolto Zielinski e non toglie Fabian. Ragazzi, questa è una cosa inspiegabile. Cioè, me la spiego solo con un fatto di stanchezza, perché comunque 2 consecutivi e Fabian è più fresco perché non ha giocato quell'altra, però mamma mia. A voi sembra poco, ma farli ritornare indietro significa che abbiamo fatto una fase difensiva perfetta. Ed è la fase difensiva che Gattuso guida col telecomando chiamandoli. Quando abbiamo la palla molto di meno, ma quando ha la fase difensiva li muove lui. E ha da fare così, perché sennò i giocatori nostri non lo fanno bene. Lavora Lorenzo, lavora Matteo. Lavora significa quando si devono avvicinare e chiudere le linee di passaggio. Vedi? Che devono tornare indietro? Bravo Petagna! No! Ma non sono proprio sicuro. Bravo Lollo! Guarda dove torna Lollo. Dai ragazzi. Dai, non molliamo. È uscita. Bravi! Bravo Demme. Esatto Petagna, questo è il lavoro tuo. Bravo Demme! Bravissimo Lollo, dai. Bravo Lollo. Dai, sfruttiamola. 3 contro 3. Gulam è entrato malissimo. Bravo Elif. Bravo Politano. Come non fallo? Mamma mia, che schifezza. Dai, ma qua devi pure ammonire. Non ha chiamato neanche il fallo, devi pure ammonire. Dai Matte, chiudila. Dai, c'è lì Di Lorenzo per Petagna. Elif. E che facciamo? Tiriamo a porta. Fabian col destro come se fosse Antani. Bravo Gulam. Lo sapevo, è arrivato. Che è successo la Gulam con la schiena? Dai, non è successo niente per noi, perché questi con il pareggio in questo momento passano. In questo momento. Quindi non saranno pazzi ad andare all'arma bianca. Sta vincendo il Rijeka e adesso si abbracciano e si baciano in campo, perché non possono mai ribaltarla la Z. Mamma mia. Ed è finita e passiamo alla grande. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway. Da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.